Buongiorno e ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. La terra è tornata a tremare in Friuli in modo significativo. Nella notte una scossa di magnitudo 3,4 è stata registrata a Frisanco. Gente in strada e molte segnalazioni ai numeri di emergenza, ma per fortuna nessun danno. Il servizio. Tanta paura ma fortunatamente nessun danno in seguito a una scossa di terremoto di magnitudo 3,4 che è stata registrata la notte scorsa alle 2,34 a 2 km da Frisanco nel Friuli occidentale. Il sisma ha avuto epicentro a 8,5 km di profondità. La scossa è stata avvertita in modo molto forte nell'area nei pressi dell'epicentro, svegliando la gente e causando tra loro forte spavento, ma senza procurare danni. Numerose le telefonate giunte al centralino delle forze dell'ordine anche da Cavasso e Meduno e dei soccorsi in generale. In tanti, soprattutto nelle zone delle valli, sono scesi in strada temendo che la terra tremasse nuovamente. Invece la scossa, almeno quella da 3,4, è stata l'unica. A sorprendere e spaventare è stata soprattutto la durata di molti secondi. La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha segnalato che il terremoto è avvenuto a 2 km a nord di Frisanco. Il sindaco Sandro Rovedo ha confermato di non aver ricevuto segnalazioni in merito a danni o a persone ferite. Secondo alcuni residenti della zona, tra i quali è sempre vivo il ricordo del terremoto del 1976, da anni non si avvertiva una scossa così chiaramente e soprattutto lunga nel tempo. Negli ultimi 30 giorni si sono verificati 11 terremoti in un raggio di 30 km intorno all'area dell'epicentro, tra i comuni di Arta Terme, Tolmezzo e a est sul versante opposto nel Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, il più forte dei quali è stato proprio quello della scorsa notte, come segnalato dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste. Con la cronaca, sono in corso da ieri sera le ricerche per trovare un 49enne scomparso da Bressa di Campoformido. L'allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio di mercoledì, quando i familiari hanno iniziato ad allarmarsi non vedendo più il parente rincasare a distanza di ore. Il friulano, classe 1973, era uscito alle 9:30, ha spiegato che sarebbe andato a fare una passeggiata, una di quelle che era solito fare prima di subire alcuni acciacchi fisici che gli avevano poi causato dei problemi di deambulazione. L'uomo è uscito senza documenti, vestito con dei pantaloni verdi e una maglietta rossa. Dopo le perlustrazioni effettuate ieri notte e questa mattina si è messa in moto tutta la macchina per le ricerche. Una cinquantina gli uomini che partecipano alle operazioni, tra questi i vigili del fuoco di Udine e di San Daniele, i volontari della Protezione Civile locale e il personale della Polizia Municipale. Le ricerche al momento si stanno effettuando lungo i sentieri che il 49enne era solito percorrere, dopodiché si allargheranno a Raggera. In campo anche un elicottero drago del reparto di Venezia per le ricognizioni aeree e i cani molecolari. Deve scontare una pena di 7 anni e 2 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata per aver abusato di una ragazza minorenne. Per questa ragione un cittadino romeno di 38 anni è stato arrestato a distanza di tempo dai carabinieri di una pattuglia del nucleo radiomobile di Aurisina durante un controllo su un autobus di linea diretto in Romania. L'uomo, soprannominato Rodolfo Valentino, è stato chiuso nel carcere del Coroneo in attesa dell'estradizione. La vicenda relativa a una violenza compiuta nei confronti di una ragazza di 15 anni, fuggita dalla comunità per minori dove si trovava per trascorrere una serata in città. Conosciuto l'uomo, dopo qualche bicchiere e droghe leggere, era stata costretta a subire gli abusi. La giovane, nonostante la sofferenza, una volta rientrata in comunità aveva trovato il coraggio di denunciare la violenza subita e l'uomo che poi era scomparso. E un uomo alla guida di una Renault Clio questa mattina ha investito un cinghiale uscito improvvisamente dalla boscaglia. L'investimento frontale è stato fatale per l'animale, deceduto qualche istante dopo. L'incidente si è verificato questa mattina alle 8:30 a Sgonico, lungo la strada provinciale 1, poco prima dell'incrocio con Borgo Grotta. Alla guida della vettura c'era una 55enne di Trieste, rimasta fortunatamente illesa nonostante il violento schianto, impossibile da evitare. Sul posto sono poi giunti i carabinieri di Villa Opicina per i rilievi e la gestione della viabilità, oltre che per seguire le fasi del recupero della pesante carcassa dell'animale. Cambiamo argomento, si svolgeranno oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa del Beato Odorico a Pordenone i funerali di Giovanni Zanier, l'adolescente travolto e ucciso a Porcia da una soldatessa americana che guidava ubriaca. Ieri i vertici della base di Aviano si sono stretti alla famiglia. I vertici della base di Aviano hanno abbracciato la famiglia di Giovanni Zanier, il ragazzo di 15 anni travolto e ucciso a Porcia dall'auto di una soldatessa statunitense che guidava ubriaca. Una breve visita privata piena di commozione sincera, di dolore e vicinanza che il comandante del 31esimo Fighter Wing, Ted Clark, ha espresso ai parenti del ragazzo, restando a disposizione anche per future esigenze. La grande famiglia USAF, che ad Aviano conta quasi 10.000 persone tra militari e congiunti, ha espresso in questo modo lo stato d'animo che si respira nella base, dove Giulia Bravo, l'aviere
ventenne ai domiciliari dal 21 agosto. La giovane, come ha sottolineato il suo legale Aldo Massarut, è ancora fortemente frastornata. I funerali di Giovanni saranno celebrati alle 16 nella chiesa del Beato Dorico a Pordenone. Sono annunciate numerose autorità locali e anche una delegazione della stessa base, presenza concordata con la famiglia. Gli Zianier, secondo quanto è trapelato, hanno molto apprezzato le scelte del comando. Prima dell'abbraccio erano già state espresse le condoglianze ufficiali, seguite da un breve contatto telefonico, ma per mostrare la sincerità del cordoglio, la comunità USA nella base ha organizzato anche veglie di preghiera. La tragedia ha fortemente colpito i vertici americani, da anni è in vigore un protocollo rigidissimo sull'assunzione di alcol ed è diffusa una campagna sul bere responsabile che aveva dato significativi risultati sulla diminuzione dell'incidentalità, un percorso paziente e virtuoso che è stato però quasi cancellato dall'incidente dopo la rotonda, poche centinaia di metri dalla discoteca di Roveredo, dove paradossalmente vittima e investitrice avevano trascorso la serata senza conoscersi e senza sapere che i loro destini si sarebbero tragicamente incrociati. Parliamo ora della pandemia e un vero e proprio rimbalzo post-Ferragosto dei casi Covid, quello analizzato dalla Fondazione GIMB. Nella nostra regione i positivi sono aumentati del 35%, in aumento anche i ricoverati. Più 35% di nuovi casi positivi da una settimana all'altra, con dati però comunque al di sotto della media nazionale. Il Friuli-Venezia Giulia è un esempio del rimbalzo post-ferragostano della pandemia da Covid-19 che ha visto aumentare i nuovi casi in tutta Italia. Maggior circolazione delle persone e diminuzione delle misure di sicurezza ha portato a far crescere da una settimana all'altra in tutta Italia i casi del quasi 20%. Maglia nera a Basilicata e Calabria, dati in lieve miglioramento in Emilia-Romagna e Umbria. Nella nostra regione la variazione in percentuale di nuovi casi è del 35%, spinta in su dal 41,6% di Udine, meglio Pordenone 37%, seguita dal 24,2% di Gorizia e dal 23,5% di Trieste. Aumenta però anche il numero di ricoverati, più diffusamente nelle aree mediche, meno in terapia intensiva. In Friuli-Venezia Giulia da una settimana all'altra questo numero è aumentato del 14,6%. Sostanzialmente ferma la campagna vaccinale, con il Friuli-Venezia Giulia al di sotto della media italiana in tutti i valori per terze e quarte dosi. In tutta Italia sono ancora più di 14 milioni gli over 60 e fragili senza copertura vaccinale. Le temperature elevate degli ultimi 2 mesi hanno favorito il proliferare delle zecche che trasmettono la TBE, una malattia virale acuta del sistema nervoso centrale. In Friuli-Venezia Giulia oggi i casi rilevati sono 7. Per il momento ha rilevato 7 casi di TBE. Sì, sono molti, considerando che queste sono forme neuroinvasive che si vedono, perché per fortuna molte di queste forme di infezione TBE sono asintomatiche o con solo alcune linee di febbre, per cui non si rilevano. Consideriamo che se sono questi casi da noi, in Veneto la cosa è molto più grave, anche in Trentino Alto Adige, perché il mese di luglio e agosto sono i mesi della TBE, per cui abbiamo molti ricoverati in area di emergenza. È necessaria la vaccinazione oppure si può anche fare a meno e ricorrere a repellenti? Consideriamo che sono 400 milioni di persone che in periodi normali si spostano per turismo. Ecco, può essere soggetto a questo rischio e può quindi esporsi e quindi è consigliata la vaccinazione anche per queste persone. Monopattini e ciclisti indisciplinati sono nel mirino della polizia locale di Lignano, che questa estate ne ha sanzionati parecchi. Nella città balneare c'è chi attraversa la zona pedonale zigzagando a tutta velocità o contromano. Nonostante le continue segnalazioni, a Lignano cala il numero di incidenti stradali e aumentano le sanzioni. Più che comportamenti errati da parte degli automobilisti, forse da qualcuno che va in bicicletta o con i monopattini in maniera non conforme a quello che è il codice della strada, e sono state anche sanzionate in diverse persone, ma comunque il numero degli incidenti sta calando notevolmente, tenendo presente che ci sono anche più turisti. Soprattutto chi usa monopattino e la bicicletta, tanti indisciplinati. Sì, vanno sui marciapiedi, vanno in senso contrario nelle piste ciclabili, vanno a zigzag nella zona ZTL e ce ne sono tantissimi. Questo da un lato crea qualche situazione di pericolo, dall'altro diminuisce notevolmente il flusso delle vetture, perché sennò saremmo veramente intasati dalle macchine.
per cui da un lato abbiamo un vantaggio, da un altro lo svantaggio. E personalmente credo che comunque sia un vantaggio, perché abbiamo visto che tanti adesso tengono la macchina a casa e utilizzano questi mezzi alternativi per spostarsi, e per cui sì, diciamo che abbiamo anche un'area ancora più pulita di quella che avevamo negli anni precedenti. Grande attesa per l'Air Show che si terrà tra poche ore lungo il litorale di Grado. Se si esclude il passaggio eseguito in segno di vicinanza durante la pandemia, le spettacolari acrobazie delle frecce tricolori tornano sull'Isola del Sole dopo ben 2 anni. Come è avvenuto a Lignano il 28 luglio, la performance della PAN sarà preceduta dall'esibizione di paramatori, ultraleggeri, elicotteri e paracadutisti della scuola Up & Go di Campoformido. Gli aerei del 313° gruppo addestramento acrobatico dell'aeronautica militare potranno essere ammirati dal lungomare e dalla spiaggia della Gita a partire dalle 17. Proprio dall'Arenile sarà possibile ammirare al meglio le figure eseguite dai 10 poni e il fumo tricolore non mancherà di avvolgere le migliaia di spettatori attesi. Per l'occasione si ricorda il divieto di somministrare e consumare bevande in contenitori di vetro nell'area della spiaggia Gita del Parco delle Rose, in vigore dalle 15 fino alla fine della manifestazione. Chiudiamo con lo sport, 2 reti fatte in 2 partite, questo il bilancio dell'Udinese dopo le sfide con Milan e Salernitana. A guidare la classifica provvisoria dei cannonieri bianconeri a sorpresa sono 2 difensori. Deulofeu ancora in bianconero, Success carico e Nestorowski ancora di più. Beto poi vicino al rientro. I tifosi dell'Udinese aspettavano i gol del bomber catalano e degli altri attaccanti da reparto per una stagione che tutti si augurano migliore delle precedenti. L'asticella si è alzata e l'obiettivo minimo dichiarato è la parte sinistra della classifica. La squadra di Sottil, pur essendo ancora un cantiere aperto, è dotata di qualità e su questo contavano da subito i supporters, convinti che da registrare ci fosse più che altro la difesa e dalla scorsa settimana la fascia destra. Invece, dopo le prime 2 gare di campionato, gli unici 2 gol bianconeri, segnati entrambi a San Siro, sono arrivati da 2 difensori, Beccao e Masina. Uno ormai una garanzia, soprattutto se c'è da segnare a San Siro, l'altro un reduce dal Watford, adattato in posizione più arretrata da Sottil. Il brasiliano, ancora una volta, esattamente come la sua prima all'Udinese il 25 agosto 2019, ha violato la porta di San Siro per la sua terza rete ai rossoneri, delle 5 segnate in totale. Un vero incubo per il diavolo. Masina invece ha sopperito agli errori di fase di copertura con la rete, che però non è bastata per portare a casa punti in quell'occasione, ma ha comunque convinto Mr. Sottil, che lo ha confermato contro la Salernitana. Peccato però che nella partita da vincere siano mancati all'appuntamento quasi tutti i protagonisti bianconeri. È tutto dopo il telegiornale, l'appuntamento con A Voi la Linea, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.